Amici Bellini hanno fatto emozionare Conte e anche me, perché sono arrivate un po' di domande più tecniche e Conte si è complimentato, ha sorriso, è molto più sereno. È bello poter parlare di questa conferenza e doverci aggiungere una cosa che invece è molto meno bella. Cominciamo! Come fai? Come fai a parlare di calcio quando succedono delle cose che è molto peggio di qualsiasi rigore inesistente, di qualsiasi, anche del fuorigioco che tu vedi chiaro e non lo chiaro, molto peggio, non c'è limite a quello che hanno fatto, veramente è assurdo. Benvenuto Pasquale Borriello, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, io sono Valerio Fluido e sono completamente, assolutamente indignato. E spero che i tifosi dell'Inter, a qualcuno lo sta dicendo, dice che il lautardo, perché adesso perché è l'unica cosa che si può fare, come esistono gli acerbisti, adesso esistono i lautardi, cioè i bugiardi, quelli che dicono bugie davanti a tutti, ma ci arriviamo con calma, ci spostiamo. Ed è qui che voi lasciate il like, perché è un Conte molto più tranquillo, molto più sorridente, molto più sereno. Comincia con un vamos, Conte si siede, vamos, benissimo. Le prime domande sono un pochino psicologiche, ma va bene. Si sarebbe aspettato di arrivare a questo punto con una sfida che tutti parlano di sfida a scudetto. Conte non rinnega la cosa, dice mi sarei aspettato dopo 7 mesi comunque che questa squadra avesse preso forma, mi sarei aspettato che potrebbe, insomma, non lo so, è troppo presto al mattino, c'ho ancora il cervello in inglese, che sogno in inglese. Ma l'importante è che queste sfide, insomma, non devono, io l'ho detto ai ragazzi, che non devono mettere pressione esagerata. Ha capito, insomma, che i ragazzi potrebbero soffrire di questa cosa qua e dobbiamo andare molto sereni. Questa partita può essere influente, determinante o ininfluente per lo scudetto. Conte dice è influente sicuramente sulla classifica, nel senso che vale i 3 punti, quindi senza parlare che è una partita che poi determina lo scudetto, ma 3 punti, e Conte ci fa capire 3 punti sopra e sotto, perché siamo in pochi punti in 3 squadre, poi dobbiamo vedere quegli altri che fanno, e insomma, quindi è influente perché ci sono i 3 punti a disposizione. E poi è qui che Conte si lascia andare in un sorriso non beffardo ma consapevole, perché dice febbraio, il mese più difficile da quando lei è qui. Lui lo ferma e dice no, è agosto, è stato il mese più difficile, questo in confronto è una passeggiata. Cosa ha lavorato la squadra, eccetera eccetera. Dalla sconfitta impari di più, dice Conte, perché certe vittorie tu poi le prendi, l'analisi può essere un po' più superficiale, mentre dalla sconfitta tu devi analizzare. Abbiamo analizzato il secondo tempo col Como, io ero arrabbiato, i ragazzi ho capito che ero arrabbiato, ma erano arrabbiati anche loro. E qua dice un'altra cosa importante Conte, che dice tutte le vittorie che abbiamo fatto sono state vittorie sudate, cioè non ci sono stati grandi risultati larghi, mai vittorie non in discussione. Insomma, ricordo quella là col Cagliari, il 4 gol, però anche quella partita lì fu molto tosta. Quindi tutte le vittorie sul filo significa che tu non puoi staccare mai, non si può mollare fino alla fine della partita. E poi ancora la domanda, col Como forse paradossalmente più pressione perché devi vincere per forza, invece con l'Inter sono tenuti loro a vincere. Se chiamate una ditta di appalti o qualsiasi, un ingegnere, un ragioniere, e vi fa un lavoro e non va bene e voi non lo pagate, volete indietro i soldi, qui dovrebbe essere uguale, oppure li fermi. Non ragiono così, dice Conte. Cioè non ragioniamo sulle ambizioni degli altri, che loro devono vincere per forza, quindi noi abbiamo meno pressione a seconda della partita, dobbiamo dare tutto, poi se gli altri sono più bravi, amen, questo poi è il succo del discorso. La sconfitta bisogna odiarla, proprio come il fatto che vi dicevo che Conte odia perdere più di quanto ami vincere. La sconfitta bisogna darla, e poi ritorna indietro, dice per esempio con l'Atalanta, tu perdi quando hai perso con l'Atalanta, sì ti fa male perché è una sconfitta, ma in quel caso hai dato quello che potevi dare e non c'era da dare di più. Invece lui col Como proprio ha sofferto. Cita anche la Lazio, dice che la sconfitta con la Lazio forse doveva essere un pareggio, quindi torna a quelle là dell'andata, ma va bene così. Poi Giordano, qua facciamo i complimenti, quando noi siamo cattivi poi dobbiamo fare anche i complimenti.
gli fa la domanda del sostituto di Anghissà, gliela pone anche bene, perché dice: ti serve, lo vuoi sostituire con un giocatore più fisico o con un giocatore più bravo in palleggio? In pratica ti sta chiedendo se Anghissà lo sostituisci con un Billing o con un Gilmour, quindi il doppio play o adattare Gilmour a mezzala. E qua Conte proprio dice: bello, una bella domanda, finalmente domanda che fa piacere ricevere, è tutta la settimana che ci penso, quindi vedi? E mentre risponde si vedono proprio le rotelle che girano, dice: se io faccio così, e già si sta immaginando, mentre ti sta rispondendo si sta immaginando lo sviluppo della partita, come può andare se c'hai due palleggiatori, se perdi fisicità, oppure se hai fisicità ma non hai la qualità per sviluppare. E insomma, domanda giusta, fa piacere, lo vedrete, vediamo, ho ancora tempo, diciamo, lui ha già deciso ovviamente, però dice: ho ancora 24 ore per decidere, dobbiamo essere bravi, insomma, quando arrivano gli infortuni a farci trovare pronti con delle soluzioni. E quindi poi si chiede di Olivera o Spinazzola, cioè come stanno, e cosa pesa di più tra Neres, l'assenza di Neres o l'assenza di Anghissà. Per quanto riguarda Olivera e Spinazzola, dice: Spinazzola ha fatto tutta la partita, quindi lo abbiamo gestito. Qua possiamo cominciare a capire come sarà la formazione di domani. Domani vi arriva la simulazione, abbiate pazienza, troppe cose. Questa doveva essere un video solo di Conte e poi Lautaro. Conte e Lautaro, Lautaro e Conte, Conte e Lautaro. Quindi Spina l'abbiamo gestito. Olivera aveva un problema più serio, che c'era anche la recidiva, quindi dobbiamo stare più attenti. E qua è importante, che secondo me fa bene a dirlo, c'è anche il resto del campionato. Quando io vi dico che non sono tutte finali e non possono essere, se questa fosse una finale, tu ti giocheresti magari un giocatore che seppure lo perdi, chi se ne, perché è finale, vuol dire che è finito, dopo di quello non c'è altro, e quindi tu te la giochi così. Invece no, ci sono poi altre 11 partite, quindi non puoi andare a rischiare un infortunio di nuovo, che una recidiva ancora, che poi lo perdi per il resto. Quindi bisogna ragionare e non farsi prendere dalla finalite. 12 finali, 11 finali, 10 finali, 9 finali. Per quanto riguarda poi Neres e Anghissà, deve essere il collettivo la nostra forza. E poi ci dà anche la curiosità di dire: entrambi poi sono stati infortuni che sono usciti fuori il giorno dopo la gara, cioè il post gara, non è come leggiamo, no? Subito dopo la gara ha accusato, alla fine della partita, no, l'hanno accusato il giorno dopo, quindi un po' di sfortuna anche qui. Però vanno ancora, insistono nelle domande, e fa piacere, perché questa è una domanda che a Conte deve arrivare. Ma gli infortuni, ma tutti insieme, cioè non l'abbiamo avuti, adesso tutti insieme non ci facciamo delle domande? E Conte ci ricorda che fino ad ora ci aveva detto: noi siamo stati bravi e fortunati a non avere avuto infortuni, dobbiamo trovare le soluzioni. Per esempio inserisci Jack, e si parla di Jack, quindi nella difficoltà ti inventi una cosa e cerchi di recuperare quelli che hanno giocato di meno, mettendoli nelle condizioni migliori. E poi Conte ribadisce anche: nella mia carriera in generale pochi infortuni. Ci ricorda anche che siamo tra forse la terza squadra per numeri di infortuni in Italia, minori infortuni. Poi è uscita anche una statistica, no? Il Monza tipo 111 infortuni, il Napoli solo 37. Sì, ma devi vedere che tipo di infortuni sono, così buttare numeri a caso nel fumo, negli occhi dei tifosi, non mi sembra neanche corretto. L'abbiamo fatto e andiamo avanti. E Conte ci ricorda anche: attenzione allo storico dei calciatori. Quando vi dico che ci sono alcuni giocatori che hanno la propensione all'infortunio, quello poi è la differenza tra il top player, che non si fa male mai, e alcuni giocatori che sono fortissimi ma ogni tanto li perdi per qualche giornata. E quindi rivendica anche la bontà del suo staff. Ecco perché io dico: ce la pigliamo con Rongo, poi ce la pigliamo con Culturist, ci sono altre situazioni. La posizione di Raspadori si va ancora più nel profondo, e Conte dice: è una seconda punta, è un trequartista, può fare anche la mezzala offensiva, quindi la soluzione al posto di Anghissà o al posto di McTominay nel momento in cui vuoi uno che ha il gol nel sangue e quindi aumentare la qualità a centrocampo. È uno che ti fa anche 12 km, quindi è uno che corre. Non è un esterno, questa è proprio la chiave. Non lo ha citato prima punta, quindi la mia idea, quello del 4-3-3 con Raspadori prima punta,
l'ha utilizzato un paio di volte Conte, ma evidentemente non la vede una soluzione ottimale, ma specialmente ci dice non è un esterno. Non lo voglio mettere in difficoltà, non lo voglio mettere in una condizione dove lo faccio giocare sì, ma poi lo metto in difficoltà, poi ne va di mezzo la squadra, quindi non lo vede esterno, lo vede molto di più centrocampista che non esterno. Quindi arriviamo adesso a fare la formazione, poi gli chiedono un po' ancora di Billing, ha grande struttura fisica, ha una buona tecnica. Certo, quando arrivi a metà gennaio, qua la frecciatina, giustamente, la lancia, ti devi mettere al passo con i nuovi sistemi, i nuovi compagni, le cose tattiche, però già ad oggi, dopo averlo visto, dopo averlo inserito nel Como, già sto un po' più tranquillo che lo posso mettere, e poi ovviamente è un ragazzo serio, perché sappiamo che Billing è un ragazzo serio. Di conseguenza, signori, qualcuno mi sta scrivendo 4-3-3, forse, allora vuoi vedere che mette Raspadori a centrocampo? Io vi dico, se Olivera e Spinazzola stessero bene entrambi, io ce la vedrei, uno Spinazzola ala sinistra più avanti con Olivera qui e quindi un Raspadori al posto di Filip lì per giocare 4-3-3. Però non credo che ci possiamo giocare entrambi i terzini nella stessa partita, che poi sai già che non hanno tutti i 90 minuti, poi con l'Inter iperfisicità, quindi devi fare una partita pazzesca, quindi penso che si dovranno alternare Olivera e Spinazzola. Hai gestito Spinazzola, lo sapranno loro se ha la capacità di iniziare la partita, o se vuoi o puoi iniziare con Olivera e poi metti Spinazzola, se vuoi avere più offensiva dopo o se vuoi partire forte. Ma credo che si può confermare Billing al posto di Anghissà, con Raspadori sotto punta con Lukaku, e dovrebbe essere la solita formazione. Non credo che ci possano essere sorprese per questa partita. Se uno Okafor stesse bene, stesse in grandissima forma, uno potrebbe ipotizzare, ma visto che anche Mann ci ha detto no, quello piano piano sta recuperando, viene da rinfortusi, ma ci darà una o camminate e Fernu, quindi me l'aspetto così. Me l'aspetto così la formazione, quindi ci mettiamo completamente a specchio. E ci possiamo aspettare, ci possiamo aspettare il Lautardo, che proprio mente per la gola. Signori, la situazione è molto semplice, partiamo dal presupposto che a me della regola della bestemmia in se stessa mi interessa fino a un certo punto, perché poi paese laico, ognuno faccia quello che vuole, ma se c'è una regola tu la devi portare a termine. Partiamo dal primo presupposto: non ci sono gli audio. Falso, ci avete raccontato il falso, perché gli audio esistono. Quindi prima cosa falsa, falsissima, grave. Non è vero, non ci credo, non ci abbiamo creduto mai, ci dicono che non ci sono gli audio, quindi paese garantista, non si può fare il processo alle intenzioni, quindi anche se si vede benissimo, ok, non ci sono gli audio, però l'audio esiste. Allora avete preso tempo, avete detto cominciamo a dire che non ci sono, poi dopo il trovarli dopo è ancora più grave. Ma andiamo per ordine, perché dopo arriva pure il momento in cui Lautardo mente per la gola e dice mi ha dato molto fastidio, io i miei figli gli insegno. Metti i figli in mezzo, uè! Ma che brutte figure, quante brutte figure vuoi fare? Dici è stato un momento, mi dispiace, non lo faccio più, oppure nella mia lingua è così. No, invece tu hai messo i figli in mezzo, quindi parti dal fatto che bestemmi e non lo devi fare da regolamento, non nemmeno da religioso, da regolamento non lo puoi fare. Cambiate il regolamento e allora stiamo tutti menti per la gola. Cercano gli audio dopo, li trovano e dopo si patteggia. E che cosa patteggi se tu hai mentito? Se hai mentito la cosa deve essere doppia, la squalifica deve essere doppia, perché colto sul fatto e hai mentito e quindi hai cercato di ingannare chi sta indagando. Quindi non si può patteggiare che tu dici vabbè la trasformiamo in una multa, in una multina, maxi multina. E no, oltretutto aggiungo, il trovarlo dopo è ancora peggio, sapete perché? Perché è proprio il potere schiaffato in faccia ai poveracci, che dice noi facciamo proprio quello che vogliamo, lo sapete? Quindi nel frattempo dopo facciamo pure i tipi che giustizia è fatta, l'abbiamo trovata, quindi ha pagato con una multa. E no, perché nel frattempo il Genoa ha perso una partita per un gol di Lautaro. Quindi io non lo volevo nemmeno all'epoca, che saltava la partita di Lautaro e poi tornava con noi più incazzato e più riposato addirittura. No,
Assolutamente no. E se lo fa, l'avevo detto ieri, se lo fate adesso siamo al limite della ridicolaggine. Siamo al limite della ridicolaggine. Siamo arrivati oltre il limite e ce la fanno alla luce del sole, alla luce delle telecamere. Dice: questa è la realtà. Neghiamo l'evidenza, lo puniamo dopo, gli permettiamo anche di patteggiare. Perfetto, perfettissimo. Quindi c'è l'unica cosa, l'unica soddisfazione, visto che non c'è giustizia, l'unica mia soddisfazione, il termine acerbista prende un significato per me. Adesso il nuovo termine è il lautardo. Quando dici le bugie, non fare il lautardo, non dire questo è brutto, sei un lautardo. È così. Perché poi mi scrivono i tifosi dell'Inter, dice ridicoli, svegliate. No, amico mio, indignati tu per primo. Tu tifoso dell'Inter, indignati per primo, perché poi succede l'anno prossimo, succede alla Juve, succede al Milan, non succede a te contro un'altra squadra e dici però con l'auta. No. Hai l'opportunità di essere una persona di conseguenza. Tanto non è colpa tua, tifoso. È il tuo capitano che è lautardo e bugiardo e il sistema che lo protegge. Quindi non è la colpa del tifoso dell'Inter. Tifoso dell'Inter, hai l'occasione di fare la persona seria. Tanto il danno non ti arriva. Almeno condanna a livello superficiale il tuo capitano e dire: non lo fare più, perché lo smoking bianco di cui loro si vantano tutte le volte diventa sempre più marroncino. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. State tuned con la simulazione, perché la live potrebbe essere da telefonino e non posso farci niente perché mi fatica.